Sindaco, oggi l'inaugurazione di un murales che rappresenta la riqualificazione di quest'area del Maradona, ma soprattutto un riappropriarsi della propria storia di fatto. Sì, questo è stato un omaggio che Giorit, che ringrazio, ha voluto fare alla città e alla storia della squadra, quindi è un modo per ricordare tanti campioni che hanno contribuito ai successi del Napoli, ma anche per dare un segnale di riqualificazione allo stadio, che rappresenta un grande patrimonio collettivo, un luogo che è anche metaforicamente la casa del calcio a Napoli. E parlava di un segnale anche in vista, il tema che tiene banco è Euro 2032, è un segnale anche in vista degli europei. Il Maradona sarà tra gli stadi per gli europei? No, sicuramente noi ci candideremo a ospitare gli europei, stiamo lavorando sul progetto per rispettare quelle che sono le richieste della UEFA e noi abbiamo poi, io credo che la cosa importante sia valorizzare il patrimonio dello stadio e renderlo più confortevole e anche più adeguato ai tempi. Poi chiaramente se saremo selezionati noi ci faremo trovare pronti, però è molto importante avviare un percorso di riqualificazione perché lo stadio ha bisogno di interventi. Sindaco, quindi l'assegnazione prescinde, cioè il wrestling prescinde l'assegnazione dagli europei, possiamo dire? Sì, prescinde, è chiaro che gli europei poi ci chiedono dei requisiti che sono proprio strettamente connessi agli europei, sale stampa e così via, che però, insomma, però la parte che a noi interessa di più è quella fondamentale, la riqualificazione ovviamente della parte strutturale e della funzionalità e della fruibilità dello stadio, questo quindi lo faremo indipendentemente dagli europei. Quindi si parte già in estate con le prime riqualificazioni? Noi faremo l'intervento sul terzo anello, cominceremo quest'estate. Senta, l'UEFA vuole però anche un accordo tra il comune della città e il presidente della squadra che ci gioca. Mi dà una percentuale che questo si raggiunga? Insomma, noi stiamo lavorando per rendere sempre Napoli competitiva, devo dire anche il presidente De Laurentiis vuole una Napoli competitiva, quindi alla fine una sintesi si troverà. Quando ci ha parlato l'ultima volta? Noi ci sentiamo. Scusa, ti devo chiedere una cosa, ma intorno al Maradona ci sarà pure un progetto di riqualificazione di Piazzale Tecce, sì. connesso magari alle metropolitane? Alle sì, è chiaro, sì, noi stiamo anche lavorando a un progetto di accessibilità, di riqualificazione, progetto sui parcheggi e ovviamente questo stadio ha il vantaggio ma anche il limite di stare all'interno di un'area che è fortemente urbanizzata e quindi qualsiasi riqualificazione non può prescindere da una migliore integrazione rispetto al contesto e anche migliorare la vivibilità, perché noi poi vogliamo anche che chi vive intorno al Maradona abbia dei vantaggi e non degli svantaggi dalla riqualificazione dello stadio. Va bene, Grazie a tutti. Secondo per una foto? Sì. Sempre troppo vicino al muro. Grazie a fare. Guarda da qua a Attenzione davanti, per favore. Attenzione davanti, per favore. Scusate.